Buonasera a tutti, BCTV, oggi è 7 di Sant'Ugaini, 2020, Kim. Bene, abbiamo tornato al suo appuntamento e catadie, queste la 10 che non si può, tempo altro si impegna, che non si può tenere la sare, come si presenta a Sadia, la si presenta Paco Poso Manco che a Elisi, che non bello biaitino su qua da Saida, che ha che de cornice e la renne sempre full, bella, eccola qua. Bene, idemo ritornare su Saravallo. Saravallo non ha raso le prende tutte le vie, 23 gradi temperatura massima, 2 chisa minima. E Crasa, mercoledì, abbiamo 23 gradi, 24 massimo e 13 gradi, sa minima, sole preno viene da Salduasa e poi calcolato in parte da Salduasa in poi. Bene, basamento che bestesi interro, martedì 7 a Sasunne, che in Saccaia Santoiogli, De Franca Calvisi, Gattia Cano, mamma De Bruno, Pietro e Massimo. Poi che in ogni sempre però a Salvatore, del intero di Antonio Sabba, marito di Francesca De Mello, del Sotto Germedda, babbo di Giampiero, e l'intero in Santo Diadoro, e sa creia di Madre Teresa di Calcutta. Bene, andiamo da innanzi, è arrivato sul circo, Nedoro, la festa del bambino, tributo vabbè, canta e bella e balla con loro, canta e bella, vabbè, canta e balla di Everest, no, come si dice, canta e bella. Lo spettacolo per tutte le età, siete tutti invitati, BT, Salone Parrocchiale, giovedì 9 ottobre, ore 17, spettacolo composti a sedere a numero limitato, animazione, divertimento e tanta allegria, baby dance, ecco, baby dance sono lo che sono venuto espuro annucolato, posso spicinare, è un bel spettacolo, al termine potrai farti fotografare gratuitamente con i tuoi personaggi preferiti. Sempre con Spicinelli, il biglietto gusto canta è bella con loro. Vabbè. Eh, eh, Magari questo bella è un personaggio. Boh, lo spettacolo per tutte le età, siete tutti invitati. Quindi ripeto, giovedì 9 ottobre, ore 17. Bene, bene, bene. Andiamo da innanzi, abbiamo il toccamento del comune, corso di informatica di base per giovani tra i 14 e i 35 anni. Durata totale 32 ore, docente Salvatore De Logu. La partecipazione prevede l'erogazione di massimo 10 voucher destinati al pagamento del corso, info e i moduli di iscrizione presso la biblioteca comunale, voucher, vabbè, di BT, scadenza iscrizioni lunedì 20 ottobre 2025, in mancanza di iscritti che rispondano alle condizioni sopra indicate, il corso sarà aperto a chiunque ne faccia richiesta e fino al massimo di 10 partecipanti. Per informazioni dettagliate sul corso, recarsi presso la biblioteca comunale di Bitti oppure mail bibliotecacomunalebitti.it oppure 078 Battle 41 44 0 Kimber. Siamo aperti per darvi più spazio. E inoltre tutta la descrizione, Comune di Bitti, in merito al progetto Trese, Giovani per la musica, lo studio, la natura, finanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili, Giovani in Biblioteca, propone il corso di informatica di base della durata di 32 ore, docente Salvatore De Lu. Si possono iscrivere entro il prossimo 20 ottobre tutti i bittesi dai 14 a 35 anni. La partecipazione prevede l'erogazione di massimo 10 voucher dedicati al pagamento del corso. E va bene, poi vabbè. Informatica, non mi scordo, si tratta proprio di informatica, magari basta scritto.
Bene, andiamo a vedere de nuovo, salario minimo per i lavoratori, interpellanza alla sindaca di Orosei. Poi lo vediamo, questo è successo pure in Nuoro, è successo. Proposta della minoranza per gli impiegati negli appalti e servizi comunali, cioè vabbè, questa è una questione del PD, insomma, sul 9 euro del pacca minima, a ora l'individuazione di un salario minimo per lavoratori impiegati negli appalti e servizi comunali. Giacomo Masala e Annalisa Lai lo chiedono in una interpellanza alla sindaca Elisa Farris e alla sua maggioranza. I due consiglieri di opposizione riportano dunque quanto sancito dall'articolo 36 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità e qualità del lavoro, che sia sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa per sé e la propria famiglia. Nello specifico spiegano il nostro intendimento assicurare una retribuzione oraria dei lavoratori impegnati nelle aziende e società che svolgono attività lavorative per conto del comune, affinché il lavoratore e la sua famiglia possano condurre una vita libera non solo dalle privazioni, ma anche con la possibilità di partecipare attivamente alla società. Vabbè, questa è motivazione è esatta, poi lo vediamo sul comune di Nuoro hanno fatto la matessi cosa, Einstein, energia, imprese e bandi vertice tra regione e Confindustria. La Presidente Tonde, bisogna fare il sistema, milia misure per i giovani. Ecco qua. Chi lavora per il comune deve garantire il salario minimo, norma approvata dal consiglio comunale, una scelta di dignità. A quanto pare questa è stata proposta da Irene Melis, i riformisti PD, ha proposto la mozione sul giusto compenso approvata dall'assemblea civica. Questa Irene Melis del su PD, adesso parte insomma non concorrente ma comunque diversa da quella dei Ciccolini, praticamente este la sala de Marras e de Generata Saemina, vabbè, non la più in mente. Il comune capoluogo chiederà ad appaltatori e concessionari, Ivana Dettori generale, di garantire ai dipendenti il salario minimo di 9 euro l'ora. La regola della mozione presentata ieri all'Assemblea Civica dalla consigliera di maggioranza Irene Melis, riformisti PD, e poi con 17 voti favorevoli della maggioranza, 4 contrari e 3 astenuti, si tratta di una questione di dignità e libertà, ha detto, rispetto alla quale non si può venire meno. La clausola, ha aggiunto Melis, non andrà a contrastare sui contratti collettivi, ma opererà come integrazione, quando né questi né il contratto dell'impresa avranno già previsto il minimo salariale. La seduta nel Palazzo Civico è di quelle ad ampio spettro, tanto che vi entrano questioni contingenti, non all'ordine del giorno. Una riguarda il disservizio idrico appena patito in città, dopo eccetera eccetera, va bene. Areus interviene sulla vicenda di Aristo, l'infermiere del 118, presidio di competenza. L'azienda precisa che in caso di arresto cardiaco il fattore decisivo è l'efficacia dei primi soccorsi. L'azienda regionale per l'emergenza, urgenza nell'esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia di Nello Medeo, l'autotrasportatore di Arista morto per un malore improvviso venerdì, interviene per precisare alcuni aspetti della vicenda. Ci rendiamo conto delle criticità del territorio dal punto di vista sanitario per l'annosa carenza di medici, guardie mediche e pediatriche, condizioni che rendono ulteriormente complessa la stessa attività di Areus, comunque sempre presente nella sua missione istituzionale, ribadisce il commissario straordinario Angelo Maria Serusi. L'impegno aziendale sarà, oltre a quello operativo quotidianamente presente, anche quello di promuovere nel breve periodo incontri con le amministrazioni locali,
associazioni e comitati per dare una puntuale informazione sulle iniziative in essere e quelle da realizzare al fine di fornire la reale misura del presidio sanitario che Areus garantisce sul territorio, specialmente in quelle aree più disagiate e interne, così come ha fatto anche nello sfortunato evento di Aristo. In particolare, rispetto all'episodio, l'azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna ci tiene a precisare che, in caso di arresto cardiaco improvviso, il fattore realmente decisivo non è la presenza immediata del medico, ma la rapidità e l'efficacia dei primi interventi. Il direttore sanitario Areus Stefano Sau chiarisce che la centrale del 118 ha inviato immediatamente i soccorsi sul posto in 7 minuti dalla chiamata. È giunta l'ambulanza di base dotata di defibrillatore e personale addestrato alla rianimazione cardiorespiratoria. Dunque, durante la rianimazione, i soccorritori, in stretto contatto con il medico centrale operativo del 118, non hanno mai palesato un ritmo defibrillabile, continua Sau, ripercorrendo quegli attimi. Nel frattempo, sul posto è giunta anche l'India, l'ambulanza con infermieri a bordo che ha proseguito le manovre salvavita e somministrato l'adrenalina come da protocollo e continuato con ben 6 cicli di massaggio senza mai ripristino del ritmo sinusale e il polso e neppure delle funzioni vitali, situazione che ha determinato la sospensione delle manovre da parte dell'equipe sanitaria e la constatazione del decesso dopo 40 minuti di rianimazione cardiopolmonare. La direzione sanitaria di Areo ci tiene a precisare inoltre che l'ambulanza infermieristica non rappresenta un mezzo senza medico, bensì un mezzo di soccorso avanzato, con personale altamente formato e costantemente collegato con la centrale operativa 118 ed in grado di fornire tutte le necessarie terapie e i protocolli operativi consolidati per la gestione dell'arresto. L'infermiere di emergenza è una figura chiave nel nostro sistema, chiarisce Sau. La differenza la fanno la rapidità dell'allerta, la prontezza dei cittadini e la disponibilità di defibrillatori diffusi nel territorio. Anche l'intervento del singolo cittadino davanti a casi di arresto cardiaco può essere fondamentale. Areo sta promuovendo la diffusione capillare dei defibrillatori in tutto il territorio regionale, accessibili H24. Sta investendo nella formazione dei primi soccorritori e nella telemedicina di supporto per garantire assistenza e continuità anche nelle zone più isolate della Sardegna. Una giusta precisazione questa di Areus, che insomma è chiaro che basta carenza sa metta però una guardia medica, vai a poi tu a credere. Belle che paccu. Allora, andiamo a Inoca dall'isola, parte la lunga ricerca sulle origini del nostro universo. Il filosofo Silvano Tagliagambe da mezzo secolo vive a Cagliari. La società sarda, se stimolata dalla buona politica, fa cose straordinarie. Il patrimonio dei nuraghi oggi è molto prezioso. Un museo a cielo aperto, in un pensiero mitologico del Mediterraneo. Nell'89 il mondo scopriva per la prima volta il web. Dopo soli 5 mesi in Sardegna nasceva una realtà come CRS4 e non solo, ma nasceva pure Grauso che in video online. Il primo nodo informatico in questa terra si potranno studiare le onde che arrivano da un passato remoto vicino al Big Bang, altro che Gaiet, altro che complottista da tirare anche un po' ne sa di scuria. Crescono le strutture ricettive, merito dei codici identificativi, usiamo nel turismo e dell'agriturismo, con l'istituzione di CIN e l'UN, quasi 12.000 in più in un anno, cioè praticamente deve registrare che su CIN che su UN. Il successo lo certificano i numeri, ma nel conto finale di quella che si annuncia come una stagione da record, che poi è anche il
anche il fortunato e forse imprevisto sequel di un'altra stagione da record, praticamente successiva. Ce ne sono alcuni che pesano più di altri. Nelle rilevazioni dell'Osservatorio di Sardegna Turismo risulta evidente come il numero delle strutture turistiche sia germogliato all'improvviso, come se gli ultimi 2 anni fosse arrivata la primavera della ricettività, capimenti praticamente in nero l'incremento è da record, anche se fortunatamente non sembra il frutto di un rinnovato spirito imprenditoriale, quanto dell'impatto del codice identificativo nazionale CIN e dello IUN, l'identificativo univoco numerico della regione, che ha reso impossibile proporre la vocazione online senza essere prima registrati. Ecco qua, in un bel problema. Va bene, andiamo da innanzi. Franco Cucurelli, l'assessore competente, stagione record anche oltre l'estate, le scommesse, Bruzon e Capodanno. L'assessore al turismo, oltre 20 milioni di presenze, e chi è venuto ha speso di più. Dal mercato USA percentuali di crescita incredibili. L'Olbia New York, un ulteriore spinta su aereo Olbia New York. L'ultima notte che amo, guerra dei brico, ecco qua accanto a voi. Sono andato a comprare cosa in Tecnomat su Bricco, che veste a Corso su Posto Sacro, in zona Luna Lugente, zona industriale, sempre sul cammino che è andata a Golfo Aranci. Guerra dei Bricco, Tecnomat chiude. Sentenza del TAR, l'ha fatto ricorso, ovviamente teserata Otimax. L'ha fatto ricorso, dopo la questione del sommetro dell'esposizione, eccetera, eccetera, e in pratica Tecnomat Tamcata, cioè una concorrenza diretta. Non dico poi come è andata a finire, che questa sentenza è arrivata a Como, ma penso che Tecnomat, certo che in tutto la gente che io chiata dipendente, investimento locale, eccetera, eccetera, non credo che in stare con le mani in mano. Viene a scarlo spray, vieni pur basso, lo del curso di Otimax. Andiamo da innanzi, impresa e giovani, scommesse per il futuro. Todde, Sardegna Centrale, progetti per lo sviluppo del territorio. Che per esempio la fotografia del Einstein Telescope. Einstein Telescope è industria, infrastrutture, energia, progetti per i giovani, impresa, misure contro lo spopolamento. Il sistema economico e le prospettive del territorio, il tema dell'incontro organizzato a Nuoro da Confindustria Sardegna Centrale. Al tavolo la presidente Alessandra Todde, gli assessori alla programmazione Giuseppe Meloni e all'industria Emanuele Cani. Il confronto, abbiamo affrontato i temi legati allo sviluppo del territorio, ma anche quelli di energia, dell'energia, dei nuovi bandi e delle necessità di garantire migliori condizioni di competitività. Ha detto Todde. Abbiamo discusso anche di progetti trasformativi come la Einstein Telescope, facendo il punto sullo stato dell'arte e condividendo l'esigenza di interventi strutturali da parte della Giunta. L'aspetto più significativo, ha aggiunto, è stato poterci confrontare non solo sui temi ricorrenti in un anno e mezzo. In un anno e mezzo è la terza volta che incontriamo Confindustria Sardegna Centrale, ma anche sulle prospettive future. Andiamo da innanzi, il Galo, vamos a mettere cosa, Zoie, cibo, l'isola laboratorio di resistenza. Qualbo e Saba, l'agricoltura è un'attività strategica per le nostre comunità. Siamo perfettamente d'accordo e andiamo su Pecorino Romano, vetrina mondiale, il prodotto DOP protagonista a Colonia.
una presenza che consolida il ruolo del Pecorino Romano DOP come ambasciatore del Made in Italy, Made in Sardinia, e testimonia l'impegno dell'ente di tutela nel percorso di internazionalizzazione e crescita sui mercati esteri. Il consorzio del Pecorino Romano è protagonista ad Anuga 2025, la fiera leader mondiale del food e beverage, in programma a Colonia fino a domani, con oltre 7.900 espositori provenienti da 118 paesi. Bene, bene, bene. Siamo scontenti del DBS, bonifici istantanei, pagamenti più sicuri. Questa è una cosa veramente importante, è stata rivoluzionaria. Cioè potete scaricare una postpay, una pagata, la potete scaricare dai su conto corrente bancario in un attimo, insomma. Adesso si comprano una cosa, un biglietto di aereo, poi la bisate che sia prepagata, non ha su tanto, bene, acchittesi un bonifico bancario e la prepagata è subito caricata. Hanno messo già questo servizio e diamo scomente. Al via giovedì la seconda fase, prevista dalle norme UE, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici istantanei. Banche e poste saranno obbligate a fornire il servizio ai loro clienti e di verificare che il nome di chi li riceve coincida anche con quello del titolare dell'IBAN. Un servizio utile, come ricorda la Banca d'Italia, soprattutto per pagare urgenti e per pagamenti urgenti e per quelli che richiedono di pagare al momento della consegna di un bene o della prestazione di un servizio, come i servizi on demand online, ad esempio la visione di un film, gli scambi tra persone fisiche, ad esempio quando facciamo il passaggio di proprietà per l'acquisto di un'auto usata, o gli acquisti nei negozi. Ciò è vero se l'importo della transazione supera i limiti delle carte di pagamento, mentre è consentito il trasferimento tramite bonifico. Perfetto. La prima fase, dal 9 gennaio di quest'anno, prevedeva solo l'obbligo di ricevere i pagamenti istantanei e non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici ordinari. Quindi bisemos. Del resto poi la transazione avviene sempre in denari virtuali. Quei sardi in piazza, è un articolo di fondo, insomma, di Salvatore Cuveddo, storico. Da quando è che non sentiamo l'esigenza di scendere in piazza come ci è capitato nelle ultime settimane? E vabbè, insomma, chi in piazza Beldozzi die. Non è la stessa cosa essere dentro un corteo di persone che si muovono verso una meta da riferirne in iscritto o seguirlo nei media. Il 22 settembre scorso, mentre la flottiglia è in viaggio verso la sua manifestazione non violenta, a Cagliari l'appuntamento era in piazza del Carmine e si sfilava verso piazza Costituzione, in vista della discesa verso il Consiglio via Roma, alla ricerca della condivisione ottenuta dell'autorità regionale. Ma era la sorpresa che il numero e il tono dei cittadini in movimento a lasciarli rapire. Ma era la sorpresa per il numero e il tono dei cittadini in movimento a lasciarli rapire. Allora, vabbè. Era attesa questa chiamata, chiunque tra i credibili l'avesse risposta. Da settimane l'impotenza di fronte a quello che si vedeva nei media macerava dentro, possibile che sia capitato tutto questo e non si possa fare niente, quindi la motivazione è nanne Salvatore Cubeggio pro hacker già manifestata. Poi sicchiti in Unione Sarda, sicchiti in pagina, che pagina è scusa, pagina numero 3, numero 3. Allora, sanità, sindacati alla regione, basta promesse, CGIL e CISEUIL, il protocollo deve essere operativo.
Caso Arezzo, ora i corsi sul defibrillatore, innamorati sardi su caso Arezzo, comunicato da Sareus, la direzione dell'Areus, neanche il medico avrebbe salvato Mereu, cioè si biti stato il dottore della guardia medica non l'ha potuto salvare, che non è incompetenza sua e nemmanco impossibilità sua di salvare uno infartuato. E l'amos comunque già iscritti al giornale questa cosa, non la torniamo da lei. Siamo sempre Unione Sarda, fiumi di droga e armi da guerra, sgominate due bande sardi, no? Che battuto un articolo già 19 su Unione su questa delinquenza, il blitz ieri all'alba, 59 arresti, il trasporto dei carichi avveniva sui tir, cioè quindi una delinquenza che ormai si danna sul commercio di droga. Inchiesta, termine i nomi dei 75 indagati, cioè questo sono un po' sul blitz in mezza Italia, sono finite in cella 50 persone, 9 ai domiciliari, sono 75 gli indagati, c'era anche Vincenzo Beniamino Marongio, ucciso in un agguato ad Arzana nel 2024, nell'inchiesta termine, ecco i nomi, vabbè, De Novara, alla dei Sardi, Iglesias, Calasetta, Padova, Barisardo, Cagliari, Sant'Andrea Resi, Ittiri, Cagliari, Iglesias, Tortolì, Iglesias, Quartu, Spagna, Sestu, Salluri, Decimomannu, Olbia, Fonni, Piscina, Sestu, Barissardo, Ittiri, poi Lucca, Arzana, Milano, Pisa, Sant'Anna-Resi, Orune, ecco qua Sebastiano Murreggiu, Orune, Giuseppe Murrone, vabbè, Leghimo solo Salvidas, Albania, poi Luna Matrona, Decimo Puzzu, Sant'Antioco, Monserrato, Decimo Puzzu, Assemini, Oliena, Villa Peruccio, Oliena, Monserrato, Bodoni, Arzara, Monserrato, Sant'Anna Arresi, Iglesias, Sardara, Iglesias, Nugaro, poi Tortolì, Teulada, Livorno, Girasole, Sardara, Pisa, Girasole, Iglesias, Terralba, Oschiri, per fortuna parecchi noi, non binna Pemas, Iglesias, e poi vabbè, bennatate loro, Gianluca Ast, Stefano Pira, gli altri albideschi non bisogno iscritti, cioè praticamente adesso cosa corso che abbiamo, uno dei Rune. Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell'isola. La DDA, un filo rosso lega le inchieste in Ogliasta, Barbagia e Sulcis. Siamo sempre in Unione Sarda, ma su questo articolo beste in sa Nuova Sardegna. Siamo nella politica internazionale, Francia, il governo Le Cornu dura appena 14 ore e ora trema anche Macron, centrodestra, cioè estrema destra e estrema sinistra unitoso nella causa, insomma, contro Macron. 48 ore per trovare una via d'uscita dopo le dimissioni shock di Sébastien Lecornu, che hanno precipitato la Francia in un caos politico senza precedenti. Il presidente Emmanuel Macron affida al premier dimissionario una missione quasi impossibile, incaricandolo di condurre negli ultimi negoziati entro domani sera per giungere ad una piattaforma di azione. In caso di fallimento, il presidente all'angolo si dice pronto ad assumersi le proprie responsabilità.
Tra le opzioni figurano la nomina di un nuovo premier, magari di sinistra come invocato dal Partito Socialista, un nuovo coinvolgimento dell'Assemblea nazionale dopo quello che portò alle elezioni anticipate nell'estate 2024 o improbabili dimissioni presidenziali reclamate dalla gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon. Vabbè. Male posto in Francia. Sempre in politica internazionale, in occasione in Unione Sarda, Gaza, negoziati al via ma senza i big. In Egitto, primi contatti tra i mediatori in attesa dei capi delle delegazioni, cioè praticamente un palleggiante tra i nodi, il rilascio dei detenuti, Netanyahu, non libereremo i simboli del terrore. Molto alti i rischi di uno scontro tra Europa e Mosca. Caso droni, il Ministero degli Esteri russo, siamo sulla via dell'escalation. Insomma, il drone non lo so, ma non è io, a te scarichi imbriacone. L'Europa è sulla via dell'escalation contro la Russia e i rischi di uno scontro sono molto alti. L'allarme lanciato dal vice ministro degli esteri di Mosca, Alexander Grunsko, fa seguito alle accuse rivolte dai paesi della UE sullo sconfinamento di droni e jet russi. L'ultima allerta arriva da Oslo, dove diversi voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati dall'aeroporto di Gardermoen, dopo che il pilota di un aereo norvegese ha riferito all'agenzia NTB ha pensato di avere visto dei droni durante l'avvicinamento allo scalo. Le autorità non hanno confermato che si trattasse effettivamente di un veicolo senza pilota, ma l'episodio la dice lunga sul livello di tensione. Aoiaia. Allora, medicina, il Nobel alla difesa del corpo, delle malattie autoimmuni. C'è un premio Nobel, molto importante questo. Brundov, Ramsel e Sakaguchi, premiati per le scoperte sul sistema immunitario. Il premio Nobel, questo sì, non su Trump, per la medicina 2025 è stato assegnato a Mary Brunkow, Fred Ramstel e Simon Sakaguchi per aver scoperto le cellule T regolatrici fondamentali nel mantenere l'equilibrio del sistema immunitario. Queste cellule agiscono come un servizio di sicurezza interno, impedendo che le difese immunitarie attacchino erroneamente il corpo esteso. Se le malattie autoimmuni sono un po' più cursate, l'immunità è andata ad attaccare pure cose che non deve attaccare. Le loro scoperte sono state decisive per comprendere perché non tutti sviluppano gravi malattie autoimmuni, ha dichiarato Olle Kramp, presidente del comitato per il Nobel. I tre scienziati, due americani e un giapponese, hanno i tre premi Nobel per la medicina 2025 in alto a sinistra, eccetera, eccetera. Hanno aperto la strada a nuove terapie contro malattie autoimmuni, tumori e complicazioni post-trapianto. Brunkow, grazie 1961, lavora per l'Institute for Sky Biology, eccetera, eccetera. Il sistema immunitario è un capolavoro evolutivo capace di distinguere tra cellule sane e patogeni. I linfociti T, grazie ai loro recettori, pattugliano l'organismo e attivano risposte difensive. Tuttavia la loro varietà genetica può generare recettori che attaccano i tessuti sani. Per questo esiste la tolleranza centrale, un processo che elimina i linfociti T sbagliati durante la maturazione nel timo. Ecco qua, negli anni 80 Sakaguchi intuì che doveva esistere un secondo meccanismo di controllo, isolando le cellule T da toppi geneticamente identici. Dimostrò l'esistenza di linfociti capaci di prevenire malattie autoimmuni. Dopo oltre un decennio di studi identificò le cellule T,
regolatrici distinguibili per la presenza delle proteine CD4 e CD25. Questa scoperta ha rivoluzionato l'immunologia, aprendo nuove prospettive terapeutiche e offrendo speranza a milioni di pazienti nel mondo. Complimenti, grazie di questo contributo. Tancamos, sempre in politica internazionale, Gaza al via negoziati in Egitto, Trump agire rapidamente, il presidente USA, il tempo è essenziale, altrimenti seguirà uno spargimento di sangue. Ma i nodi da sciogliere sono tanti, primi fra tutti il disarmo di Hamas e il futuro governo. Non è spacco. Liberati senza misure cautelari 2 manifestanti fermati durante i disordini di sabato a Roma. Oggi è l'anniversario dell'attacco di Hamas, allerta nei centri religiosi e culturali ebraici. E hanno finito dopo 36 minuti e 48 secondi di tenovare e chi è durato oltre 60 da dire. Però ho visto tanto. Dite che possiamo invocare. Tancamos e salutiamo a tutti, in particolare Nina Craig, Ciriaco Dui e Rosatios che sono in linea. A menzo vedere di buona tutto da Bizzi TV, adiosu e menzosu a crasa.